Ciao, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi vivremo insieme la mia sesta, anzi forse la nostra, posso dire, la nostra sesta avventura. Partiremo oggi con la mia immancabile moto dalla mia casa, dove c'è questa finestra lassù, dove tanti anni fa mia mamma mi diede alla luce. E andremo dove tutte le estati, dai 14 ai 21 anni, la piccola grande mamma Aldina mi ha trasmesso l'amore per l'avventura. Siamo saliti in Val Brembana. Questo è il fiume Brembo che attraversa la città principale di questa valle, che è San Pellegrino Terme. È una città conosciuta fin dal IV secolo a.C. per le sue acque termali, che sono tuttora fonte della produzione dell'acqua a San Pellegrino. Di fronte a noi c'è il Grand Hotel, e questa enorme costruzione bellissima in puro stile Liberty, costruita nel 1905 e che fu hotel fino al 1979, quando venne abbandonata. Ora è in ristrutturazione da parte del comune, che sta aspettando qualcuno che se ne prenda cura e che la faccia tornare ai fasti di un tempo, avendo ospitato grandi personaggi qua dentro. Molto bello. Di fronte, sull'altro lato del Brembo, appena sopra la collina, un'altra splendida costruzione, sempre Liberty, che è il casinò municipale, che ora viene utilizzato per particolari manifestazioni. Un'altra costruzione degna di nota in questo importante centro. E quando si passa da qui non può mancare un caffè da Bigio, ed ora vi mostrerò anche perché è bello entrare qui dentro. In questo bar il vecchio Bigio raccoglieva le sue marionette che egli stesso costruiva. La domenica qua fuori allestiva un teatrino e rappresentava le storie di queste maschere bergamasche e di tutti i personaggi che seguono. Qui ci sono tutti i briganti della valle che hanno creato un po' la storia. E qui ci sono i gioppini che erano i protagonisti delle storie, questa maschera bergamasca con tre gozzi che rappresentava un po' il furfante buono della situazione. Siamo arrivati a Foppolo, l'ultimo paese della Val Brembana. Qui la strada finisce. Questa è la piazza principale del paese, con il condominio Il Campione, l'ex Bar Pierino, e qui c'è anche un mercato, il bar del Vais, e questo è il luogo dove quando si veniva in vacanza quassù, per tanti anni siamo venuti in vacanza quassù, questo è il passeggio che si faceva prima e dopo cena. Qui a sinistra vediamo la chiesa, l'unica chiesa del paese, qui in piazza, e qui poco più avanti vi mostrerò, eccolo laggiù, l'albergo Rododendro, il mitico Rododendro dove ho passato tante estati della mia vita. E qui si veniva con la mamma, qui ci portava e qui passavamo un bel periodo di divertimento con gli amici e di lunghe passeggiate. Qui davanti c'è il cortiletto antistante l'albergo e il ristorante, è ancora tutto rimasto abbastanza come una volta. Manca solo una cosa importante qui in mezzo, il famoso jukebox che ci divertiva con le sue musiche e ci faceva ballare. Non c'è più, non si usano più queste cose. Va bene, però è bello lo stesso essere qui. E questo è il piazzale degli alberghi, la parte alta del paese. A quei tempi c'era
Questo l'Hotel Cristallo, il più prestigioso di Foppolo, che resiste ancora, e al posto di questo alto condominio c'era l'Hotel Dalmine, un albergo un pochino più popolare. Qui arrivava la funivia che saliva dalla piazza che abbiamo visto prima e serviva agli impianti di sci. E qua, da qui si inizia a salire, lì vediamo la seggiovia che porta in alto e che serve appunto le piste da sci invernali. Ora saliremo anche noi da lì. Siamo arrivati sulla terrazza del Monte Bello, siamo a 2100 metri. Lassù quello che vedete svettare su in alto è il Cornostella, è la più alta cima di tutta la valle. E poi qui, girando piano piano, troviamo la valle di Carona, dove salgono gli impianti invernali appunto dal paesino di Carona e si congiungono con quelli di Foppolo. E qua di fronte vediamo invece il Valgusera, altra bella vetta, con una seggiovia che lo raggiunge e da lì parte una bellissima pista nera. Come una pista nera parte da qui, dove c'è la stazione d'arrivo degli impianti di Madesimo, difatti laggiù vedete il piazzale degli alberghi e fin qui d'inverno si arriva in seggiovia e poi si percorre tutta quella valle qua sotto con gli sci ed è molto molto bello. Di fronte il monte Pegherolo, un monte molto alto, molto bello e dove l'unico posto qui nella zona dove si trovano ancora le stelle alpine. Questo di fronte a noi è il Monte Toro. Una volta lassù si arrivava anche con un piccolo impianto di risalita e c'era una pista difficilissima, ma è poi stata dismessa. Mentre invece girando un pochino laggiù, vedete quella strada bianca, è la strada che porta al Passo d'Ordona e dal Passo d'Ordona si scende in Valtellina. È un'escursione che si può fare a piedi, ma si può fare in mountain bike e forse un giorno la faremo. Eccoci arrivati al Lago Moro, la nostra meta finale. Ed ecco lì. Si arriva al Lago Moro, l'ultimo pezzo di sentiero. E poi il lago sbuca improvviso, eccolo qui. Era una delle mete preferite delle nostre giovani estati foppolesi. Qui si saliva in compagnia con la mammaldina e tutta la banda che seguiva e ci si stava per un bel po' a godere l'aria freschissima, l'acqua, qualche volta anche un bagnetto e poi anche adesso come allora un bel panino, una mela e un po' d'acqua. Buon appetito! Più piccolo ma non meno suggestivo anche il lago delle Trotte e qualcuno ci sta facendo il bagno. Siamo sulla via del ritorno. Mi sono fermato a Branzi, che è il paesino appena sotto, c'è una piccola piazzetta. Noi scendevamo qui quando c'era il mercato ed era quasi una festa e non si può lasciare questo luogo senza aver preso un pezzo del loro famoso formaggio di Branzi e quindi adesso vado da Cattaneo a prendere un pezzetto.
Sulla via del ritorno una curiosità. Qui attraversiamo il Brembo su questo ardito ponte e andiamo dalla sponda destra alla sponda sinistra, ma qui vediamo qualcosa di molto particolare. Eccola giù, vedete? Questa è ciò che rimane dell'antico ponte romano. Qui c'era una strada romana molto importante che congiungeva Bergamo a Como e in questo punto c'era un ponte ad arcate molto bello e l'unico resto che è rimasto è questo. Però è bello sapere che qualcosa è rimasto. E qui la gente nel Brembo, che è molto calmo e molto bello, si diverte a fare il bagno. Eccoci qua, siamo arrivati. Io e la mia moto e oggi ho cavalcato quasi 5 ore. Per me è stato il ritrovare antichi ricordi, però spero sia piaciuto anche a voi. Alla prossima, ciao!